Dura la reazione del Presidente della Commissione Ambiente all'Ars, onorevole Giusy Savarino, per la mancata votazione della riforma dei rifiuti che ha visto la presenza di numerosi franchi tiratori che a voto segreto lo hanno bocciato. Sono schifata dal comportamento dei colleghi in aula. Ieri con tutti i colleghi avevamo stabilito alla luce del sole di comune accordo di votare i primi articoli della riforma sui rifiuti e in aula le opposizioni che fanno si rimangiano la parola data neanche 24 ore prima. Lo dico senza timore di smentita, afferma Savarino. Il Movimento 5 Stelle vuole bocciare una legge del tutto simile a quella che ha proposto solo per la vanità di affossare il governo Musumeci. Certi comportamenti del solito PD, del sistema montante, potevo anche immaginarli, ma del nuovo che avanza no. Non potevo immaginare che dopo anni di opposizione si alleasse con il sistema che aveva combattuto. Forte anche la dichiarazione del presidente Musumeci in aula: i vili difendono interessi oscuri. Signor Presidente, io mi auguro davvero che migliaia e migliaia di siciliani in questo momento stiano seguendo dalla televisione i lavori d'Aula, perché è giusto che i siciliani sappiano come stanno andando le cose. Il Governo ha presentato un disegno di legge, la Presidenza dell'Ars lo ha trasmesso alla Commissione. In Commissione per 29 sedute si è lavorato in un serrato confronto. Quasi tutte le proposte delle opposizioni, del Movimento 5 Stelle, in particolare del deputato Trezzino, e del Partito Democratico, sono state raccolte e condivise. Un dibattito continuato per 29 sedute. Dopodiché si va in aula per rendere concreto il lavoro delle commissioni. C'è qualche Maria Maddalena pentita. Il governo dice: per venire incontro alle Maddalene pentite facciamo un confronto anche informale, dopo che l'Aula ha liberamente votato il no al ritorno in Commissione. La Presidente della Commissione dice: va bene, confrontiamoci sui 3-4 articoli sui quali non c'è convergenza, i più delicati, i debiti, il personale. Benissimo, si concorda di lavorare per i primi 5 articoli. Il Presidente Miccichè, impossibilitato per ragioni di salute, contatta il capogruppo del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. Possiamo andare in aula? Sì. Voto segreto? No. Si arriva in aula, è bene che i siciliani lo sappiano, e si vota non col coraggio di metterci la faccia davanti alla telecamera per dire io voto contro, no, ma ci si rifugia dietro il voto segreto. Onorevole Fava, la sua etica, eccoli, riprendiamo, levati avanti, fai riprendere, levati avanti. L'etica, onestà. L'onestà è quando un deputato, anche quando si pente, ha il coraggio di metterci la faccia, il nome e il cognome e votare apertamente, non nascondersi dietro il voto segreto, la pavidità, il cinismo, la mancanza di coraggio di metterci la faccia. E parlo dei deputati della coalizione e dei deputati dell'opposizione, di tutti. Adesso chi è che ringrazia questo stop alla legge sui rifiuti? Chi ringrazia? Chi abbiamo fatto contento fuori da questo palazzo? Chi? Onorevole Fava, chi abbiamo fatto contento? Chi abbiamo fatto contento? Chi vuole bloccare questo disegno di legge? Chi è che vuole bloccare gli indebitamenti? Chi vuole bloccare che la criminalità continui a mettere le mani? Chi?
ci vuole serietà, ci vuole etica della responsabilità, altro che voto segreto, bisogna metterci la faccia, la viltà non appartiene alla buona politica. Noi, signor Presidente, vogliamo andare avanti con grande lealtà e con grande coerenza. Bene.